Eccoci qua, che bello. Ben trovato anche a te. La cosa più fastidiosa dopo che cucini qual è? Lavare i piatti decisamente. Io ho pensato a te, Perché? perché oggi faremo una ricetta che sono 2 piatti in uno. Quindi un piatto. No, 2 piatti in uno. In uno nel senso, quindi sono 2 piatti o un piatto? 2 piatti in uno, per piatti si intende la pietanza, la cosa in uno. Ah, quindi c'è un solo piatto dove metti due piatti, scusa, Perché 2 faccio pietanze? queste cose? Scusami, un piatto o 2 piatti? 2 piatti in un piatto. Vabbè, allora... Sono felice perché ho ricevuto la telefonata dalla Federazione dei Cuochi Tedeschi che mi hanno detto di partecipare addirittura. a un loro summit e io ci andrò tranquillamente, anzi li saluto. Perché ti arrabbi, Perché i scusa? tedeschi sono così. Ma no, ma dai, No, i ma ti hanno tedeschi si chiamato, incazzano. come? Tu così E aggressivo? allora, e facciamo delle ricette stranissime. C'è lo zio Gianni che ti sta chiamando. Oh, ciao Gianni, me l'ero dimenticato, grazie. Saluta lo zio. Guarda, no, è un po', guarda, Guarda, vedi che hai girato i 3 quarti oggi, lo vedi? Scusa, zio, Gli hanno detto dai. che ha il profilo migliore lo Dai, zio Gianni, ah, quindi sì? sì, si è messo un po', se lo vedi. Bene, oggi facciamo un risotto alla milanese Sì? e poi un sauté di cozze e gamberi. Allora sono 2 piatti, È vabbè. è un sauté di cozze e gamberi. Vabbè, ok. Dov'è il pesce? Che ridi? Perché ridi? No, ridi perché sei, non lo so, dov'è il pesce? Ma dov'è il sauté di cozze? Come lo fai senza cozze? Ho mandato un WhatsApp. E dove ci l'hai ho detto mandato? mi portate le gondole e le cozze e le calamari e Vabbè. le gambere. Me le hanno portate, non solo me le hanno portate. Guarda, se gliel'hai freschissime. scritto così non so che cosa ti Me hanno le hanno portato. portate e non solo me le hanno portate, ma io ho avuto il tempo di scoppiarle, di pulirle e di metterle a marinare. Allora stamattina te l'hanno te la portato. mangio, ho mandato il WhatsApp. Subito, neanche il tempo. È un servizio molto E ti faccio vedere efficiente. questa marinatura, Dai. guarda, perché già l'avevo messa in frigo, tutta bella. Guarda, ma guarda che prodotti, guarda. Mamma mia, allora, senti, gamberoni, Il mare E cozze. è la voce del mio cuore. c'è bisogno. Sono gamberoni e cozze. Ok. La prima cosa che facciamo, cominciamo a preparare per il risotto. Bene, Mi dai allora- un po' di oliotto? Questo vuoi? Un pochino, sì. Che serve a? Brillantare il riso, ragazzi. Brava, sei grande. Lo so. Dopodiché. Non è che il lo riso sai va che- cucinato così subito con l'acqua, no? Prima si brillanta. Brava. Quanti Si deve- carati? Si deve. Più o meno? Carata, rata, cavuta, vuta. Che c'entra? Vedi che ci metto un po' di cipolla, vedi? Questo lo sono io. Bene, quindi un petit di cipolla così. Mi dai la rice? Piccolina, La vuoi il rice? riso? Procediamo La con la rice, brillantatura? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, metti un altro po', 6, 7, vabbè, mettilo tutto, scusa. No. Va bene. Il troppo stroppia, cara mia. Bene, quindi questo, vedete, è Questo, tipo una ovviamente. tostatura, possiamo dire? Di quello. Tipo una tostatura, Certo, ci sta? Il brodo che abbiamo preparato, rigorosamente vegetale. Proprio espresso. Perché voglio dire una cosa. Aborro l'uso del dado. Vabbè, Aborro. dico, se poi uno non ce l'ha il brodo vegetale, che fa? Te lo fa, No? ci vuole niente. Ce lo fai? Sì. Vabbè. E mandiamo in cottura E si va di brodo vegetale. il brodo vegetable. Mm. Così. E lo cuciniamo così all'onda. Questo lo mettiamo qui. All'onda perché c'è il pesce, no? Bravo. Che ho detto? Oh, all'onda perché c'è. Io mi sarei aspettato all'onda perché c'è la motocicletta, capito? Pure quella. no. Mica no. Ora, siccome Vabbè. voglio fare qualcosa di carino, Andiamo a fare una piccola besciamelle di Non pesce. besciamelle? No, No, facciamo besciamelle una vera? besciamelle di pesce, te lo giuro che la facciamo. Va bene. Ecco qua. E che facciamo? Passiamo questo qui, guarda, Sì? e lo facciamo andare, questo riso. Questa la mettiamo qua. Qua? Prendiamo del burro, Certo. così. Ah, Ho vabbè. usato il Un cucchiaio.
quello dove c'era il riso usato. Bene. Bene. Mi dai un po' di farina? Quella? Sì. Vado io? Sì. E facciamo Aspetta. il famosissimo roux. Brava. Però prima dobbiamo fare stemperare questo, così abbiamo preparato pure questa besciamella che andremo a mettere sul risotto. Ti faccio vedere una cosa molto molto Particolare. Dai. carina. Carina? Carina, ben rompivo la carina. No, carino nel senso di Ecco le sue battute. bella. Ecco qua, guarda, chi è bella? Dai, dedicamela. Vuoi dedicare una canzone? Carina voglio dedicata, dai. Carina, allegra, spensierata, sei carina. A volte sei una cosa più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu. Ma quante ne sa, Simpatica, ragazzi? dolce ogni giorno Ma di quante più. ne sa? E con il tuo amore carina, tu sei fatta per amare. Va bene, basta, dai. Mi dai la Cuciniamo. frusta, la frusta, la frusta, La la frusta. La frusta, picchiami. La frusta, eccola qua. Allora, quindi, besciamella di pesce. Ok. Ok. Mi porgi quello è un fumetto di gambero. Quello? Sì, me lo porgi? È quella cosa che si fa con i gamberi macinati, messi nel forno, Allora, come si tritati, fa il privati fumetto? degli occhi, tutta La quella testa, cosa là. Teste e gambe togliendo gli occhi perché sennò. Sa amara, ragazzi, Sa amara. gli occhi toglieteli, accontentatevi Perfetto. di fare questo intervento chirurgico. Prendo questo mestolino che abbiamo già usato. Guarda cosa facciamo. Se tu mi dai una mano, Che devo fare? versa. Questo? Che ti dico io, sì. Versa. Versa, 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 ancora, 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 ti prego, ancora. Non mi mettere ansia, dai. Ancora, ancora, ti prego, ancora. Ancora? Sì, sì, ancora, ti prego. Così. Questo e basta. Questo? E basta. E ora un po' di brodo. Ah, ma hai capito tu? Quindi invece del mettere il latte hai messo questo praticamente, giusto? Certo. Basta? Aspetta che ora glielo chiediamo. È lei stessa che ce lo dirà lei. Bella questa, una farina di pesce, una besciamella di pesce, mi fa Sì, confondere. una farina di pesce. Una besciamella di pesce. Me l'assaggi, questa volta te lo Certo. chiedo io. Vabbè, cosa vuoi sapere? Se fa la disabilità, se occorre del sale, se occorre un po' di pepe, se il pesce si sente. Buona, buonissima. Allora io aggiungerei un pochino di sale, E va bene, chef, se lo dici tu. poco, Mettiamo un po' di pepe. e un po' di pepe ce lo metto, dai. Ok. Poi dici che non faccio niente. No, fa tutto lei. Non fa niente, scherzi. Quindi, Ecco, se mi sposti queste bulle mi fai un favore. queste le vuoi tolte? Sì. Ok. Allora, Ora vi quindi, faccio vedere cosa facciamo. fammi vedere, nel frattempo il risotto va, giusto? Vuoi che lo Sì, mescolo? sì. No, no, coprilo anzi, coprilo. Ah, No, lo no, copro. facciamo all'onda, vedi? Lo fai Così, all'onda. Senza... Coprilo Vuoi messo un attimo. il coperchio? Sì, sì. Coprilo un attimo. Ciao. Pa, 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 pa. E questo? Perfetto. Questa è fatta. Ora ti faccio vedere cosa facciamo. Adesso prendiamo questo squizzo. Fammi vedere, allora, Questo lo spegniamo. prendi questo cosino e versi la besciamella, giusto? Sì, Ti tengo tieni io, questo. dai, ti aiuto. Questa mi sa di sciccheria, eh? Aspetta. Lo puliamo. Mi dai che c'è il cappellino, Gioia? Certo, e qua? Questa ce la conserviamo qui. Nel frattempo Mettiamo qua, guarda, prendiamo mettiamo lo qua. zafferano, che è qua. Apriamo il resi e aggiungiamo E lo metti lì. Qui hai messo solamente olio, hai messo solamente brodo vegetale. brodo vegetale, assolutamente, e lo lasciamo andare così. Abbiamo ingiallito il nostro riso con lo zafferano e andiamo a fare cucinare così. Sei capace di prendere un altro mestolino di riso? Di brodo? Ma lo prendo da lì, Sì, sì, questo, sì, dalla dai, pentola?
Metto? Sì. Ancora? Un pochino, sì. E va bene così. Ecco. Chiudiamo e lasciamo cucinare. Poi Poi, ci manca una colpetto così. Prendiamo questa padella, andiamo a mettere il sauté che avevamo già marinato. senti, questo pesce come l'hai marinato? Olio? prezzemolo, sale e full stop. Quindi non Ci c'è vuoi mettere limone? un po' d'aglio? No. Non c'è limone. Ci vuoi mettere un po' d'aglio? Glielo metti, non glielo vuoi mettere? Non glielo metti. Va bene. E voilà. Qui diamo una cottura, me lo aggiungi un po' di olio. Certo. Grazie Stella. Come che salto? Aspetta, vediamo, salta. No, sto scherzando, Salta, dai. Salti. Andremo a cucinare tutto all'onda. Mi Ah, spieghi? certo, Così. col pesce. Guarda, voglio farti vedere come cambia colore, guarda. E certo, se si cucina. Mentre facciamo il sauté, lo prepareremo. Consigli per i consigli, lo diciamo in francese. Ah, dai, dillo in francese. Le conseil, pour le conseil. Le conserve. Le conseil. Pour le conseil. Allora, Bentornati. che abbiamo fatto? Boh, abbiamo che ne fatto so. un risotto alla milanese che già è pronto. guarda. Esatto, sì. Bello. Poi abbiamo fatto un sauté di gamberi e cozze. E cozze. Bellissimo. Come l'abbiamo bellissimo. fatto? Semplicemente marinandole. Olio, abbiamo marinato con olio, prezzemolo, sale. Se ci volete l'aglio glielo mettete, se non ce lo volete noi non lo abbiamo messo perché non è fino. Secondo lei, per me piace, secondo lei. Anche secondo te non è finito. Allora, e poi abbiamo fatto quella, spiega. Questa è una besciamella Una di mare, besciamella di mare. fatta con il brodo del gamberone. va Esatto. bene? Un fumetto di gamberone, poi ristretto con un roux che andremo a mettere sul nostro riso per dare Esatto. questa sensazione. Per cui questi ingredienti io li andrei a spostare perché impiattiamo dopo. giusto? Ok, Poi quindi andiamo a assemblare dopo il nostro piatto di facciamo l'altro pesce. piatto. Facciamo Va l'altro bene? piatto. Facciamo degli straccetti all'occhio di bue. All'occhio di bue, beh, bene. Allora, cominciamo. Questo è un bel petto di pollo ruspante. Prendiamo questa padella, mettiamo dell'olio, Basta? basta così. Questo lo togliamo, grazie. E poi andiamo a fare proprio gli straccetti di pollo, così. Striscioline così. Visto? Non sono piccoli, ma sono giusti. Mentre lui sta andando. Straccettini, bene. Facciamo questi straccettini così, guarda. Nel frattempo cosa andiamo a mettere? Qui questa bella cipolla che già Della abbiamo cipolla. tagliato, vedi? Così, così, così. Perfetto. Ok, il legno ce li siamo venduti. C'è questo, guarda, sporco di prezzemolo. Dai una sciacquata. Dei sto gol. sporco di Lo vuoi pesce. pulire? Sì, Ah, grazie. hai ragione, giusto. Sentite come sfrigola. Poi andremo a fare un po' di questa salvia, così secca, e la sbricioliamo dentro. Così. Allora, quindi cipolla, cosa hai messo? Della salvia, Rosemary, rosmarino. così. I puristi direbbero, scusa, ma metti il rosmarino così che poi si sente. Oh, c'è a cui ci piace. Però è un buon Profumo, profumo, mamma Vuoi mia. mettere? Sì. Allora, quindi molto Andiamo aromatico da questo. Sì. Andiamo in frigo e troveremo del vino bianco e glielo stappiamo un poco così, guarda. Senti? Eh sì. Così, appena l'acidità del Viene vino fuori. è sfumata, l'alcol, se senti ancora c'è, guarda, senti? Eh sì, Ancora c'è. ancora c'è. Però tra poco non ci sarà più, guarda. Lo senti che profumo? Lo sento, sì. Ecco, tra poco non ci sarà più. Abbi fede. Odoralo adesso, ti prego, odoralo adesso. Aspetta. Oh mia bella Madonnina, Lascia stare. che te brilla da lontano. Lascia stare la nebbia, Ma dai, dai. mi piace.
e andiamo a mettere questi bei metti gli straccetti così. straccetti così. No, non mi aiutare, faccio da me, non ti preoccupare. Non c'è bisogno. Vabbè, non pensavo che avesse bisogno di aiuto, Mi dai dai. il sale pure? Sì. E questo, ora ci apprestiamo a finire questa ricetta. Questo Sì. lo togliamo, questo mi serve. E questo Quindi cipolla tagliata anche abbastanza grossolana, grossolanamente, sì, sì. della salvia, del Brava. rosmarino, abbiamo sfumato tutto con del vino bianco Brava. e abbiamo aggiunto questi straccetti di pollo che non sono impanati, non sono No, nulla, niente, natura. sono naturali così. Brava. E vedi che il vino si è asciugato tutto? Certo. Adesso non mettiamo più niente? No, adesso deve solo cucinare e far sì che la cipolla ceda gli zuccheri. Che c'è? C'è. Ah, hai fatto una cosa professionale? E caramellizza. Li ha ceduti? Eh? Li ha ceduti? Sì, ormai non li ha più. Vabbè. Io lo so in questo momento cosa vorresti fare tu. No, non te lo dico, faccio ma pensi sia pronto? Quasi, ma non te lo faccio. Ma tra un po', guarda. Quasi, ma non te No, lo però faccio. quello piccolino secondo me è pronto. C'è uno straccettino lì, guarda. Cioè, allora, Fammelo mi tolgo. vedere. C'è questo piccolo, guarda. Questo è pronto. Buono. È molto aromatico questo piatto. come si chiama la nostra direttora? Daniela. Daniela. Dimmi se... scusa. Oh mia bella Madonnina. non ti perdere, dai. Che brilla da lontano. Cucina, non ti perdere, che si dimmi brucia. Daniela, se è giusto che lei deve avere questi comportamenti. È giusto. Allora, devo dedurre che ella è raccomandata. Non è vero, ma che Ella raccomandata? è raccomandata. Ma scusa, ma è importante invece. A questo punto io mi fermo Sì? perché devo fare un'altra preparazione ancora. Sempre per questo? Sì. O per l'altro? Per questo. Quindi questo. Abbiamo detto che facciamo 2 piatti in uno. Stai facendo 5 piatti, quale 2 piatti Esatto. in uno? Facciamo un recap di questo piatto? L'ho appena fatto, ho detto, cipolla grossolana, salvia, Sì. rosmarino, Sì. vino bianco per sfumare Yes. e poi questi straccetti di pollo. Brava. Devo dire che da quell'assaggio è veramente una bontà. Perfetto. Un prodotto molto molto A questo punto io ti faccio vedere aromatico. che cominciamo A fare che? A impiattare questo? Facciamo... No, non ho finito per impiattare. Lo sposto qui, guarda. Lo sposto qui e prendo un'altra padellina. Come va completato questo? E ora te lo faccio vedere. Certo, a casa le signore stanno dicendo ma tutta questa padella. Infatti, dice non devi sporcare niente, 2 piatti in però uno. Io ve lo faccio vedere. Vai No, tu a allora, sistemare i piatti a casa tutte alle queste signore. padelle perché? Perché voi Perché? state vedendo 2 ricette, ma voi le fate una a una. E io voglio fare e presentare i piatti finiti al momento. Ma non si sporcano se no, capito? sempre, Sì, scusa, vabbè, ma anche se li fanno una a una. tanto. E allora, mi dai del burros ed è qua. Grazie. Allora, quindi, questa cos'è? Cosa fai? Una salsa di accompagnamento? No, Cosa no, fai? no, ora lo vedi. Vediamo. Ora lo vedi. E allora, facciamo così. Mi dai un piatto? Che piatto vuoi? Facciamo un piatto, no, quello grande, quello grande, quello grande. Quello grande. Grazie ragazze, grazie ragazze. Grazie ragazza che sei stata utile per noi con questa presa di piatto. Ecco, Mi dai il cucchiaio grande, il cucchiaio grande. eccolo. Cucchiaio grande. Mi dai il cucchiaio grande. Tieni questo, te lo regalo. Guarda cosa facciamo. 1, 2, 3, 4, 5. Cos'è? Qual è? Stromole. Stromole. Così.
A questo punto, A questo scusami, punto? ora lei se lo mangerà sicuramente. Che dici se lo mangia? Oh. Tiriamo via il primo piatto. Va bene? No. Fai l'uovo fritto col burro? Yes. Che fa? Questo è l'uovo all'occhio di bue. E il bue? È pollo questo. Si chiama all'occhio di bue. Mi Ah, dai un l'uovo. coperto, per favore? Che buono. Sì. Giusto. Andiamo a coprire. Ci siamo quasi. Sento che scalpita. Certo, il bue. Che c'è? Proprio cretino. Non se li aspetta. Proprio cretino. Vabbè. Dove lo metti? Sopra? Yes. Dai, ma pazzesco. E Senti, voilà. è particolare questo piatto. Questo è straccetti di pollo all'occhio di bue. E nel Ottimo. frattempo ci finiamo il riso. Qui abbiamo una bella fiamma. Prendiamo questa. Lo facciamo andare questo bel risotto. Mi dai il parmigiano? Eccolo qua. Eccolo qua. Bene, quindi questo non è altro che un risotto alla milanese, milanese, giusto? sì, L'hai fatto esatto. semplicemente col brodo vegetale e lo zafferano, E mi dai anche il diciamo. burro? Poi cosa hai fatto? Hai fatto quello Io ho che fatto sono il sauté. gamberoni e E cozze. Ho fatto la besciamella di mare. E la besciamella di mare l'hai fatta come? Con quel passaggio che si chiama... Con il fumetto di gamberoni, Esatto. d'accordo? E poi non ho fatto altro che aggiungere il fumetto al burro e alla farina, cioè al roux. Guarda Abbiamo- che si brucia quello, no? vai. Ci siamo. Perfetto, togli queste cose. Lui Ah, riposa sei un pronto per pochino, sì. impiattare? Siamo pronti per impiattare. Stavolta mi prendo il piatto rotando. Mi dai il cucchiaio grande, me lo dai? Eccolo qua. Scusa? Senti che odore? Eh sì. Senti che odore? Non è finita qui, eh? Ti ho detto 2 piatti in uno. Facciamo 2 piatti in uno. Ok? Qui dicevo che devo fare proprio così. Guarda adesso a cosa andiamo a fare. Mi dai la pinza? Eccola qua. Mi dai la pinza? E mettiamo un gamberone qua. Un gamberone qua. Hai fatto la paella? No, No? no, Tipo? no. No. Un cozzolone qua. Un cozzolone qua. Un cozzolone qua. Un cozzolone qua. Questo facciamo. Questo al centro. E il cozzolone qua. Ah, che bello, ma è Tieni questo. bellissimo. Aspetta, e ora la passata di besciamella. No, no, aspetta, posa. Senti, ma sembra un quadro. È E voilà. bellissimo. E questo è il mio. E adesso siamo al momento che Dell'assaggio. Desiree detesta, lo fa di forza proprio, però
Desiree, bisogna... Senti, da dove inizio? Dal Iniziamo pollo dal risotto. o dal risotto? Da risotto. Ottimo, guarda, veramente, guarda, vogliamo parlare della sciccheria, della bellezza proprio del piatto in sé? Sembra un quadro, o no? Sì. Senti la besciamella, no? È un incontro tra la besciamella, il gamberone, il risotto milanese, il gamberone del mare, la cozza. Desiree, Guarda, dicevi, veramente. no? La... Desiree, una cozza. Desiree. E adesso passiamo alla... E poi tu metti che fai un piatto di questo agli ospiti, la sera a cena, dici che faccio? E tu lo fai? Tanto mi telefono. Vabbè, dico metti che... A posto. Passiamo all'altro. Questo mi devi prendere. Allora, la prima cosa che devi fare è questa, guarda. La prima cosa che devi fare. Poi adoro l'uovo così, sai? Sì? Sì. Accompagnatelo con la cipolla, col pezzo di pollo. Mi commuovo. Ma come ti vengono? Come? Mi commuovo. Come ti Però vengono? non devo assaggiare. No. No. Guarda, veramente. Buono, vero? Ah. Ma come ti vengono? Chi l'avrebbe mai detto? Guarda, quando hai messo l'uovo sopra ho detto pizzao. Invece è pazzesco, ragazzi. È buonissimo. Come hai detto? Un pizzao. L'ho di dov'è? rovinato. È brasiliano. Un pizzao. Un pizzao. Bisogna cantarlo allegramente. A vostro te che c'è scommetti. Un pizzao. Un pizzao. Quando ci misi l'uovo vi saluto. Alla prossima. E invece no. Ci misi l'uovo. Un pizzao. Risotto alla milanese. Con sutè di gamberi e cozze. 200 g di riso carnaroli, una bustina di zafferano, 50 g di burro, 50 g di parmigiano, 500 g di cozze, 300 g di gamberoni, olio evo, uno spicchio d'aglio per la besciamella di mare, 50 g di burro, 50 g di farina 00, fumetto di pesce, sale e pepe quanto basta, straccetti di pollo con uovo all'occhio di bue, 200 g di pollo a straccetti, 300 g di cipolla caramellata, salvia e rosmarino per profumare, 50 g di burro e un uovo all'occhio di bue.